Io resto a casa e studio online. Scelgo tra i 49 corsi di laurea e l'ampia offerta formativa dei master e degli esami singoli integrativi, oltre che 24 CFU necessari per diventare insegnante. Ho tutto online, lezioni, tutor ed esami. Tutto questo grazie al consorzio universitario Unicurs e all'Università e Campus. Iscriviti online o informati allo 0922 65 16 72 o visita il sito unicurs.it. Un cordiale saluto ai nostri telespettatori che oggi sono telespettatori doppi, nel senso che questa è una puntata speciale della diretta live di Sicilia On Press e una puntata speciale di Target, il mio salotto settimanale su Televideo Agrigento. Abbiamo unito le forze per fare un esperimento, ma anche perché la trasmissione di questa sera lo richiede, considerati gli ospiti eccezionali che abbiamo a livello nazionale e anche internazionale. Si parla sicuramente di sinergia tra quelle che sono le varie forze in campo, non c'è rivalità tra Televideo Agrigento e Target in particolare e Sicilia On Press, il giornale online, e quindi abbiamo voluto unire veramente le forze. Lo capirete perché parleremo di argomenti interessantissimi relativi anche e soprattutto al Covid-19, ma non solo, parleremo anche insomma di quelle che sono le malattie, le problematiche sanitarie che ci sono state e che ci sono e che continueranno ad esserci. Per far sì che tutto proceda bene abbiamo un gancio di eccezione, un trade union veramente infallibile, il dottor Gerardo Alongi. Grazie, porgo il mio doveroso saluto alle amiche e agli amici presenti a questa conversazione che stiamo avviando, con l'auspicio di poterli abbracciare dal vivo a breve termine. Con alcuni lo abbiamo fatto negli anni precedenti, con altri l'abbiamo fatto tanto, ma con altro soprattutto l'abbiamo fatto tanto ma tanto tempo fa, e non vi nascondo che ho una certa emozione a rivederlo stasera in videoconferenza. Un grazie alla redazione di Sicilia On Press, al redattore capo Joseph Zambito, al direttore Franco Pullara e agli infaticabili Giuseppe Moscato e Leonardo Pitruzzella. Il tema è il SARS-CoV-2, e pensate un attimino a una dimensione di 100-150 nanometri di diametro, praticamente circa 600 volte più piccolo del diametro di un capello umano. Però nella sua microscopica grandezza ha causato un danno globale enorme e una crisi immane, sia sanitaria che economica, ma anche geopolitica. E non ultimo il contenimento che ha causato il distanziamento sociale e umano tra gli amici, tra tutte le persone. Ma dobbiamo combattere con ottimismo ed annientarlo. Ottimismo che non significa liberi tutti. Ed allora 3 sono secondo me i punti da non sottovalutare dalla fase 2 che stiamo vivendo in poi. La prima cosa che mi viene da dire è la rimozione delle misure dovrà essere graduale e riflettere le situazioni locali, tener conto delle differenze interregionali ma anche intraregionali. Il primo aspetto: non si potrà prescindere dalla distribuzione su larga scala dei dispositivi di sicurezza, dalle mascherine ai guanti e così via. Altro aspetto indispensabile a mio avviso è il rafforzamento della medicina del territorio. Ne abbiamo parlato qualche trasmissione fa, eravamo credo a marzo, già abbiamo affrontato l'argomento del territorio per evitare la pressione sugli ospedali, e questo abbiamo visto che sta dando i suoi frutti a prescindere dal contenimento che abbiamo superato recentemente, a partire dai servizi di diagnosi, senza dimenticare il monitoraggio dei luoghi di lavoro e anche e soprattutto di quelli sanitari. Il terzo aspetto, non meno importante: occorrerà accettare di rinunciare in parte alla propria privacy.
per garantire il tracciamento elettronico dei contatti nel caso di soggetti infetti. Questo è un argomento molto attuale. Solo con questa combinazione e con queste condizioni si potrà ipotizzare il ritorno ad una pseudo normalità. Ma vorrei fare in questa trasmissione, con il permesso della redazione, un passo indietro, ripartendo dal mese di marzo, quando eravamo nel pieno della pandemia, per poi guardare con ottimismo, dicevo prima, indispensabile al futuro prossimo, e non solo perché il nostro modo di vivere cambia, ma perché in effetti abbiamo bisogno di questo passaggio obbligato. Allora torniamo un attimo a marzo, ritorno la parola a Giuseppe Moscato, così presenta i nostri ospiti, un ringraziamento a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Bene, quindi come sicuramente stanno vedendo i nostri grandi amici di Sicilian Press e di Target, parleremo veramente di cose interessanti. Ecco i nostri ospiti che si alterneranno in questa nostra trasmissione, che forse magari occuperà un po' di tempo in più rispetto a quello che generalmente dedichiamo. Diego Beltrutti, lui è un medico anestesista e rianimatore specializzato in terapia del dolore e pioniere della medicina del dolore. Poi c'è anche Maria Grazia Vacchina, lei è di Aosta, doppia laurea in lettere classiche e giurisprudenza, da sempre attiva nel campo del sociale, è membro di numerose associazioni e organismi nazionali e internazionali di stampo culturale, di difesa civica e di pari opportunità. È una collega giornalista, presidente del Circolo Valdostano della Stampa. Poi c'è un nostro concittadino, Leonardo Russo, lui è medico endocrinologo, portavoce del gruppo Agrigento Non Si Arrende, che si è costituito a seguito dell'emergenza del Covid-19, un gruppo che ha riunito membri della comunità medica locale, esponenti sociali, culturali, insomma, e tantissimi professionisti che proprio hanno aiutato e continuano ad aiutare Agrigento perché non si arrende. Poi c'è Amanda Caruselli, lei è un medico specialista in cure palliative, direttore sanitario di Samo Onlus, un'associazione che eroga assistenza domiciliare palliativa a malati inguaribili. Si continua ancora con Giuseppe Romeres, lui è di Padova, agrigentino di nascita, veneto di adozione, è un ingegnere elettronico, presidente di Retail MKP, società attiva nel campo del retail. Lui ha contratto il virus, il Covid-19, e proprio ci parlerà di questa sua esperienza. E poi abbiamo Mina Welby, lei è la copresidente dell'associazione Luca Coscioni e moglie di Pier Giorgio Welby. Dopo la morte del marito ha proseguito il suo impegno e continua a testimoniare nei dibattiti pubblici l'importanza di temi come l'autodeterminazione della persona. Come vedete, veramente uno studio, seppur virtuale, importantissimo, sicuramente vi terrà incollati allo schermo per seguire quello che i nostri ospiti avranno da dire. E iniziamo subito allora a sentirli, a vederli, insomma, a starci un po' vicini. Con me c'è Leonardo Pitruzzella, mio collega di Sicilia On Press. Con lui stiamo dividendo questi mesi di continua attenzione giornalistica con questa nostra stanza virtuale che, come dicevo, oggi è doppia: Sicilia On Press diretta live, Target Televideo Agrigento. Leonardo. Grazie Peppe, grazie a tutti i nostri ospiti, illustri ospiti questa sera. Non può che la discussione partire da chi ha vissuto in prima persona questa esperienza, questa malattia. Come dicevi, Giuseppe Romeres, che è un agrigentino di nascita, ha contratto il Covid e una volta guarito ha narrato questa sua esperienza in un racconto: calma, respira, non mollare.
Giuseppe, se la sente di raccontare adesso in diretta la sua esperienza diretta con il Covid-19, le emozioni vissute e dopo la malattia, chiaramente se è cambiato qualcosa nella sua vita e come pensa adesso al futuro. Ciao a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti, sì. Sì, effettivamente non è bellissimo, no? Essere alla ribalta perché fa stato il Covid, ma vi assicuro che è un'esperienza terribile, terribile su tanti aspetti. Io quando mi sono ammalato avevo la 39 di febbre a casa e sono stato 9 giorni a casa con la febbre altissima. Prendevo tachipirina e scendeva di 2 linee, ma cioè da 39,2 avevo 38,9 e un'ora dopo ritornava su. Ma l'idea del Covid non mi sfiorava neanche, ero convinto di non avere il Covid, cioè pensavo sempre a un'influenza, come succede a tantissime persone che conosco, cioè il Covid è qualcosa che è lontano, che succede ad altri, non succede a te. E man mano che passavano i giorni stai male, perché con 39 di febbre fisso alla fine stai male, vai in uno stato di confusione, non riesci più a essere tranquillo. E a un certo punto, nonostante aver chiesto di fare il tampone e così via, le cose si allungavano, il tempo si allungava e a un certo punto al 9° giorno ho sentito nei polmoni qualcosa che non funzionava più. E allora ho preso e sono andato in ospedale, mi sono presentato in pronto soccorso. Lì un'atmosfera veramente tesissima, anche perché in quei giorni là non c'erano delle regole chiare, non c'era un procedimento da dare, delle regole precise da dare a tutti gli infermieri, ai medici, c'era soltanto la paura del contagio. Punto. Di che giorno stiamo parlando, dottore? È stato il 19 marzo, era il giorno del mio onomastico, anche del tuo, Moscato. È stata una fortuna aver deciso di andare, perché l'indomani sera ho avuto la prima crisi respiratoria. Se non ero in ospedale, oggi Geraldo non ci saremmo più visti, visto che era tanto tempo che non ci vedevamo. La cosa è avvenuta quasi all'improvviso. Cioè io non ho capito che stavo per avere una crisi respiratoria. A un certo punto, mentre stavamo proprio parlando con una dottoressa, io ho cominciato a non respirare più. Era come se non avessi ossigeno intorno. La sensazione è proprio quella. Tu non hai ossigeno. Tu respiri, apri la bocca, senti che stai respirando, ma in realtà non prendi niente. In realtà è dentro di te che non succede niente. Purtroppo è un male subdolo questo qui. Ti prende e impedisce al tuo sangue di ossigenarsi. Quindi non è vero che non entra l'aria, è che non scambia l'ossigeno con il sangue. Quindi tu ce l'hai dentro, ma non fa nulla, è come se non ci fosse. E mi spiegavano dopo che in realtà quello che stavano facendo per salvarmi era un effetto meccanico, cioè il fatto di metterti un ossigeno a una pressione più alta, cercare di soffiare sugli alveoli in modo da liberarli e fare in modo che ci fosse lo scambio dell'ossigeno. Questo significa che venirne fuori è solo questione di fortuna. Prima Geraldo mi diceva, ma tu sei uno sportivo. Sì, io infatti pensavo, io sono uno che va in bici, che ha una certa tonicità, quindi bene o male dico, posso passarla. E invece è proprio solo questione di fortuna. Nel mio librettino, nel mio memo ho scritto testa o croce. È così. Cioè o l'aria che sta entrando in pressione riesce a pulire gli alveoli o tu sei morto. 10 secondi in più e non ci sei più.
E questo mi fa rivivere quello che mi racconta mio nipote, lui è infermiere lì in Lombardia e mi dice: per fortuna zio, voi lì siete soltanto così, insomma, sfiorati e non state vivendo la drammaticità che c'è qua. E a proposito di infermieri, Geraldo, oggi è la giornata dell'infermiere, mi sembra, no? È la festa dell'infermiere, di questa figura importantississima che sta accanto al medico e non solo, e credo che sia anche opportuno ricordarli e salutarli. Dottore Alonso. Hanno un ruolo fondamentale, sono i pilastri della medicina a cui va il mio ringraziamento in particolare. Giuseppe, io lo chiamo Peppino. Peppino nel suo memo ha raccontato qualcosa degli infermieri che è importante eccezionali. Voglia riferire, perché veramente va sentito. Va sentito con quale abnegazione gli infermieri si avvicinavano al letto del malato. Sicuramente Giuseppe diceva che è stata dura, no? È stata un'esperienza molto forte. Se il dottore Beltrutti mi sente, dottore Beltrutti, mi sente? Lo vedo maneggiare un po' con la sua postazione. Beh, no, è saltato. uscito. Sì, dottore Prometesi. Arriva. Sì. No, volevo proprio una battuta sull'infermiere, dottore Ramon. Guarda, in realtà quello che hanno fatto è al di là di qualsiasi pensiero che uno può avere dall'esterno. Io ho visto persone lavorare, finire il turno e continuare a lavorare, darsi totalmente all'ammalato. Se non c'erano loro, in certi momenti di sconforto non ne vieni fuori. Cioè tu sei lì, pensi e vedi anche magari delle scene che magari loro cercano di evitare, ma qualche volta ti capita di vedere un lettino che va via con una busta e lì dentro c'era uno che poco prima era come te. Una persona che è andata via, una famiglia distrutta, nessuno lo vedrà. La solitudine che tu vivi è palpante, cioè tu sei lì e dici: ma ce la faccio? E se mi arriva un'altra crisi? Intervengono in tempo. Questi infermieri, i medici, erano sempre lì, sempre. E ogni volta che venivano, che entravano, ti chiedevano come stavi, e appena avevi un minimo di problema, erano subito in 2 o 3 che arrivavano. Non a caso, insomma, li hanno definiti eroi. Eccoci qua allora con il dottore Beltrutti. Insomma, diciamo che i contagi per fortuna adesso rallentano, pian piano si sta forse livellando o andando magari a favore nostro lo squilibrio che c'è tra domanda di posti e disponibilità effettiva di un trattamento intensivo. È chiaro, insomma, che bisogna ripartire. Dottore Beltrutti, siamo pronti, insomma, a gestire in modo sicuro questo ritorno? Abbiamo avuto il picco di pandemia, adesso possiamo chiamarla epidemia o ancora è troppo presto? Innanzitutto ringrazio voi di Target, ringrazio l'amico Alongi per l'invito, spero che mi sentiate bene perché io ho dei problemi di audio a sentire voi. Perfettamente in questo momento. Sulla domanda sulla situazione nelle terapie intensive, io credo che non ci potrà mai essere una risposta adeguata oggi, domani, come nel passato, qualora questi virus avessero una aggressività molto importante. Perché noi sappiamo che prima dell'inizio del Covid in tutta la Lombardia c'erano circa 860 posti letto in rianimazione. Nella regione vostra, nella Sicilia, ce n'erano 392. Ora, immaginiamo
che una persona stia in rione una decina di giorni, vuol dire che in 10 giorni uno può trattare 3.900 persone. Ovviamente questi sono molto pochi rispetto a una pandemia grave che dovesse colpire il paese. Pensate che in questi pochi mesi in Lombardia il numero dei letti è stato duplicato, cioè da 860 ne sono stati aggiunti 740 di nuovi. E questo ha permesso di barcamenarci durante la crisi e ha permesso anche di attendere quel minimo di tempo per cui la pandemia, diciamo, realmente scemasse nel territorio. È chiaro quindi che da una parte dobbiamo dire che le politiche dissennate degli anni passati, tutti a casa, tutti a casa, tutti a casa, ha creato un disservizio notevole, perché cosa è successo? Che adesso si sono buttati soldi all'infinito per comprare attrezzature che, come abbiamo letto sui giornali più delle volte, non sono il top, sono attrezzature comprate da economi magari che non erano neanche loro ben consci di cosa bisognava comprare, per cui si è buttato via un sacco di soldi per avere magari adesso delle strutture che poi non so se serviranno o no. Quindi io sono assolutamente d'accordo con tutto quello che ha detto il dottor Alongi, che è, direi, perfetto, sul quale anzi mi permetterei di riprenderlo. Ha diciamo parlato di un ritorno graduale e modulato alle diverse realtà del paese, perché è chiaro che non si può usare la stessa misura, lo stesso metro in una zona dove fondamentalmente il Covid e la pandemia non è avvenuta, e zone altamente a rischio come sono state le zone di Bergamo, di Lecco ed altre zone, Piacenza, eccetera. Quindi sicuramente questa azione va rimodulata per le realtà diverse, perché se può essere molto rischioso a Bergamo e Brescia fare magari una riunione familiare, io credo che regioni come magari nel Molise, in Basilicata, forse in Sicilia, eccetera, non vedo questi grandi problemi. Io mi sono permesso di riandare a vedere cosa era successo. Dica. No, prego, continui, prego. Mi sono permesso di riandare a vedere. Come? Dica. No, prego, dottore Beltrutti. Non so. Allora, prego, cosa era successo con la spagnola? E di andare a vedere quali sono state le misure determinanti. Spagnola è decisamente più grave del Covid, decisamente più gravi, 50 milioni di morti. Ci sono stati 50 milioni di morti nel 1920. Ecco, e alla fine della fiera, tra alcune, diciamo, rimedi che forse sono un po' fantasiosi, comunque il rimedio più serio è stato l'adozione delle mascherine. Credo che l'adozione delle mascherine ancora oggi, a distanza quindi di 8 anni esatti da quella pandemia, sia rivelato come il rimedio più sensato. È stato già citato dal dottor Alonzi come sia necessario anche ridurre forse un pochettino la privacy, perché è giusto che gli enti sanitari, le regioni sappiano che se sta scoppiando un focolaio da qualche parte, chi sono i soggetti più a rischio. Quindi questo credo un altro punto. Non eravamo certo abituati a questo. Io non lo vedo come una persecuzione, come alcuni, ma cosa, adesso ci seguiranno, sapranno, faranno. Io credo che sia giusto questo. E quindi direi che un'altra cosa interessante è quella del territorio.
del territorio e anche della non promiscuità dei reparti. Cioè quello che è stato, quello che è avvenuto nel bresciano, nel bergamasco, è stato un errore madornale, quello di mettere dei soggetti diciamo infetti nelle case di riposo. Ma fondamentalmente perché? Perché nelle case di riposo operano delle OSS, in genere sono donne che diciamo non hanno una grandissima formazione medica e non sono certo infermieri. Quindi diciamo il concetto di chiamiamolo così, di sterilità, il concetto di infezione forse è un po' più blando. Cosa che non avviene nelle rianimazioni, dove in una rianimazione magari con 40 letti sicuramente gli infermieri che lavorano in quelle rianimazioni lì sono bravissimi, sono esperti e sicuramente non trasportano le infezioni di un letto nell'altro letto. Sicuramente sono delle cose che sono successe, dottore Beltrutti, sono delle cose che sono successe e che magari fanno esperienza e hanno consentito poi nel prosieguo della trattazione insomma, di agire sicuramente in un modo migliore. E ci sono diverse persone che ci stanno seguendo, per esempio il dottore Santullo dice quello che non deve più accadere è lasciare i pazienti a casa per la febbre e consigliare tachipirina, ma bisogna subito, sulla base dei sintomi, iniziare la terapia e chiedere il tampone. Dottore Romeres, secondo lei, secondo la sua esperienza, la sanità veneta ha risposto bene a questo impatto dei contagi, o comunque come sta già programmando il futuro? Siamo entrati anche dal punto di vista sanitario nella fase 2? Allora, io vi dico quello che ho vissuto. All'inizio è stato un gran caos e quindi, ma giustamente, cioè era impossibile che non succedesse. Oltretutto di sorpresa l'esplosione, il modo stesso con cui si presenta, i medici di base. Come? I medici di base non erano preparati, non avevano le attrezzature, non avevano le mascherine e quindi, per esempio nel mio caso, il mio medico di base non veniva a visitarmi. Non ho afferrato la domanda, mi dispiace. Pronto? Scusate. No, magari il dottore Beltrutti che non riesce a sentirci bene. Continui, dottore. Per cui questa assenza del medico di base in modo pronto ha creato dei problemi, perché nel mio caso, se fossero riusciti a visitarmi prima, dopo i 3 giorni, 4 giorni, non sarei arrivato ad avere le crisi respiratorie. Io ho un amico che gioca in una squadra di basket amatoriale, hanno 40 anni, quindi non 66 come me, 40 anni, dopo 7 giorni di crisi, ha avuto la crisi in casa, non hanno fatto in tempo a portarlo in ospedale, è morto. Perché questo si tratta, se tu fai passare del tempo, sto cavolo di virus prende spazio, aumenta e alla fine diventa veramente pericoloso. Preso all'inizio, quindi a me hanno fatto il Plaquenil, che era la prima soluzione che si è trovata con una certa efficacia, ma lo stesso Plaquenil può essere dato a casa dopo 3 giorni di febbre, a 39 dagli questo Plaquenil. Uno non arriva assolutamente ad avere una situazione di crisi. Questo è il vero problema, ma adesso l'hanno imparato tutti. Comunque qui la sanità ha funzionato benissimo nel caos, ma ha funzionato. Io quello che vi posso dire è che gli ospedali, l'ospedale di Padova con tutti i suoi medici, con tutti i suoi infermieri, hanno dato il massimo. Lo vedi? E se non fosse stato così, forse neanch'io sarei qua, capito? Questa è la realtà delle cose. Errori, e per quanto riguarda tutti, come? Non ho capito. No, non vediamo più in collegamento il dottore Beltrutti. Dottore Beltrutti, ci sente? Ha problemi di linea.
Eccolo. Eccolo. Dottore, mi sente? Dottore Beltrutti. Dottor Beltrutti parlava prima della spagnola Dica. dicendo che aveva mi sente. 50 milioni di morti e contagiati sono allora sono molti. 500 milioni. Siamo in questa fase di ripresa, questa fase 2, dobbiamo prepararci al futuro. Molti ritengono che in alcuni casi la mancanza di chiarezza nella comunicazione di misure per questo dopo può concorrere al ritorno di focolai. Sarebbe grave per le istituzioni farsi trovare nuovamente impreparate. Cosa ne pensa? Sì, certamente la fase 2 può portare dei rischi, perché una ripresa di focolai può esserci, però non potremmo mai scegliere di rimanere rintanati per 5-6 anni per paura della ripresa di focolai. Cioè siamo, come diceva Totò, siamo uomini o caporali. Cioè io credo che il problema sia in questi termini. Cioè cosa hanno fatto? Laddove c'era Ebola, laddove c'era la SARS, cosa avevano fatto? Bisogna a un certo punto accettare anche un pochettino il rischio. Casomai qui si potrebbe parlare di come mai è arrivato il Covid-19. Sarebbe un'altra ottima domanda. Rispondiamo allora, dottore Beltrutti. Ha fatto la domanda e allora lei si deve imporre anche la risposta. Ecco. Ma allora, guardi, qui è molto interessante perché ci dovremmo trasferire un pochettino forse dalla medicina alla geopolitica e se non addirittura ad altro. È interessante notare che una notizia, per esempio, che non molti hanno dato, ma a gennaio il principale ricercatore americano, professore emerito ad Harvard di biochimica, è stato arrestato ed è tuttora dentro per aver passato informazioni ai cinesi circa i virus. Non si sa quali e non si sa perché e come. Indubbiamente c'è tutto un carteggio che io ho avuto modo di leggere, che c'è tra il CDC, il Central Disease Control di Atlanta, e il NIH, che sono il National Institute of Health americano, quando già negli anni passati, rispondendo a delle richieste cinesi che erano di questo tono, noi vogliamo studiare i virus più pericolosi che esistono al mondo, in particolare Ebola, la SARS e l'HIV. E vogliamo aprire un centro studi. E gli americani dicono: attenzione, guardate che voi giocate col fuoco, guardate che queste robe qui non è pericoloso, è pericoloso ancora di più. E tant'è che a un certo punto l'Istituto Americano della Sanità decide di interrompere i finanziamenti e i collegamenti con i cinesi, i quali sono andati avanti. Un eminente scienziato, che sicuramente non è l'ultimo che passa per lì per la strada, che è Louis Montagnier, che è premio Nobel della medicina, ha recentemente spiegato come questo virus dovrebbe essere un virus che si autolimita nel tempo, e forse lo stiamo già un po' vedendo, a causa delle mutazioni veloci. Il problema che ci dobbiamo chiedere è: perché ci sono le mutazioni veloci? Le mutazioni veloci sono state spiegate da Montagnier col fatto che è stato inserito nel genoma del virus corona, è stato inserito un pezzo del virus HIV. Questo perché? Perché volevano cercare di studiare il modo di trovare un vaccino per l'HIV. Quindi lasciamo perdere il settore militare, anche se l'istituto che si chiama il Biosafety Laboratory, che è quello cinese,
dove si studia, probabilmente non ha nulla a che fare con quello militare, però indubbiamente qualcuno ha messo un pezzo di genoma dentro questo virus, perché è stato dimostrato che esiste questo pezzo. E noi un po', insomma, di Montagnier fantasia dice, ce l'abbiamo anche fatta. la natura... Dottore Beltrutti, un po' di fantasia noi ce l'abbiamo fatta, ci hanno anche aiutato proprio recentemente anche i film, la riproposizione del film Contagion del 2011 che sembrava proprio fatto la settimana scorsa, e chi non ha mai parlato, insomma, un po' di complotti voluti oppure di problemi nati per qualche cosa che è sfuggita di mano. Ma proseguiamo in quello che è il nostro appuntamento con gli altri nostri gentili ospiti. Chi è che non ha sentito parlare dell'associazione Luca Coscioni, insomma, e con lui anche di Welby. Sono delle immagini, dei ricordi che ci restano proprio dentro per le forti tematiche che portano avanti, e un po' il coronavirus ha preso certe volte un po' tutta l'attenzione, no? Abbiamo parlato anche in altre occasioni che persone ammalate di cuore non vanno in ospedale perché hanno paura, se uno ha un sintomo preferisce prendere la tachipirina oppure qualsiasi antidolorifico per evitare di recarsi in ospedale. Ma l'emergenza è fatta anche di persone che vivono una situazione particolare come quelle che la vostra associazione difende. Dottoressa Welby, ci sono state un po' delle preoccupazioni o delle discriminazioni in questo campo? Il microfono a Joseph, per favore. No, non sento la dottoressa Welby. Eccomi. Ecco, adesso sì, perfetto. Adesso perfetto, sì. Ecco, buonasera, grazie veramente tantissimo di poter stare qui con voi. Io amo la Sicilia e adesso la vedo da lontano, almeno qualche cosa qui in fondo vicino al dottor Russo. Ecco, sì, ci sono state delle discriminazioni, perché prima di tutto io ringrazio moltissimo il signor Giuseppe di Padova che ha portato avanti questa cosa e mi ha tantissimo ricordato il non respiro di mio marito, quando però era un altro non respirare. Mio marito non aveva più muscoli per allargare il polmone, quindi era un'altra cosa. Il signor Giuseppe respirava, però non prendeva l'ossigeno. Questa è una cosa terribile, veramente terribile. Mi è venuti quasi a piangere perché stavo pensando come si fosse sentito. Ecco, sì, ci sentiamo tutti insicuri. Quello che vale oggi è oltre e contro quello di ieri, perché ci sono tantissime cose, anche per esempio Montagnier. Io subito quando l'ho sentito e ho sentito che un virus è stato modificato, ma non sarebbe mai un virus che può essere poi sparso da altre persone, insomma, per fare qualcosa. Ecco, prima di tutto, la più grave delle nuove discriminazioni è sicuramente il tenerci all'oscuro della verità. Questo è importante. Noi, l'associazione Luca Coscioni per la ricerca, per la libertà di ricerca scientifica, combatte proprio per questo. Per conoscere i fatti bisogna applicare il metodo scientifico, andare a cercare la verità, vedere il vero. Per decidere responsabilmente poi bisogna applicare il metodo democratico, dove si discute, dove si parla, poi alla fine si decide insieme. Oggi sono entrambi in grande pericolo da noi, ma non solo da noi in Italia. Ecco, è diventato lampante questo. È uno stato d'essere che ha rivelato una volta in più anche il Covid-19. E mi rifaccio proprio alle parole della nostra segretaria Filomena Gallo, che diceva appunto:
Le misure eccezionali per affrontare l'emergenza sanitaria devono avere una scadenza, certo, ma anche nella straordinarietà di questi tempi difficili, la dinamica governo-Parlamento non può essere sospesa. Ecco, anche lì c'è qualche cosa che è un po' in sospeso, veramente. Il rispetto della salute pubblica non può avvenire a detrimento delle libertà individuali o all'accantonamento della trasparenza delle prese delle decisioni. Quindi questo deve essere veramente palese e detto tutto. Anche la protezione civile certe cose forse non ce l'ha mai dette. Il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, che controlla il rispetto da parte dello Stato del patto, ha dichiarato che il diritto alla salute è strettamente correlato e dipendente dalla realizzazione di altri diritti umani, come indicato dalla Carta dei diritti internazionale, compresi i diritti al cibo, all'alloggio, al lavoro, all'istruzione, alla dignità umana, alla vita, alla non discriminazione, alla parità, al divieto di tortura, alla privacy, accesso alle informazioni e libertà di associazione, riunione e movimento. Noi oggi ci riuniamo appunto in collegamento. Questi e altri diritti e libertà sono componenti integrali del diritto alla salute. È come se il Covid-19 avesse scoperchiato delle discriminazioni sempre esistenti, ma ora sono diventate palesi. Ogni persona che abita qui, da noi, ha diritto, dovere di lavorare, secondo l'articolo 4 della nostra Costituzione. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della società. Il lavoro nero, sfruttamento dei braccianti italiani e stranieri sui campi per il raccolto di agroalimentari, nelle edilizie, con il pericolo di incidenti e invalidità permanente, ma anche nei bar e nei ristoranti. Ora sono moltissimi che non lavorano e non lavoreranno più chissà per quanto tempo, e quindi sono stati veramente discriminati e forse anche autodiscriminati, perché già da prima anche la Camera di Commercio doveva curare che queste persone non lavorassero al nero. Queste sono cose importanti. Poi avevo avuto anche personalmente, ma più spesso sulla nostra applicazione di intelligenza artificiale Cheatbot, dove le persone possono fare delle richieste di aiuto, e io l'ho avuto personalmente per telefono, per la paura del non rispetto della propria volontà in condizioni di fine vita. Una paura di non poter ottenere accesso alle disposizioni anticipate di trattamento depositate già, o non poterle più depositare perché si erano ammalate e non potevano uscire e i comuni erano chiusi. Discriminazioni ai tempi del coronavirus hanno praticamente rilevato che sono discriminazioni tout court. Poi le donne, non ce n'è una sola donna nel comitato di emergenza. Anche lì la discriminazione, non credevo che dovessimo parlare di problemi sessisti anche per quanto riguarda il Covid-19. Sì, c'erano donne che hanno lanciato un grido: non si può abortire. Con l'associazione Luca Coscioni e altre associazioni abbiamo trovato rimedio, li abbiamo dirottati in altri ospedali. Poi ci sono i malati disabili gravi con le loro famiglie. Molti non hanno più l'assistenza, o perché si sono ammalati gli assistenti, oppure perché non li hanno voluti accedere per paura di essere infettati, perché i loro assistenti appunto
qualcuno è anche morto, sono rimasti soli con le loro famiglie. Ecco, queste sono un po' le cose che sono discriminanti. Certo, sicuramente ci siamo ritrovati in una situazione come mai prima, negli ultimi tempi tutti un po' siamo caduti in fallo, però adesso si sta ricercando di riprendere, c'è una minore pressione per quanto riguarda i ricoveri, una minore pressione anche nelle terapie intensive, c'è un atteggiamento di cauto ottimismo un po' in tutti. Dobbiamo andare con cautela o possiamo già essere euforici che la strada è in discesa? Dottoressa Vacchina. Non sento la voce, il microfono per favore. Forse c'è Joseph, il microfono spento, proviamo ad accenderlo. Riproviamo adesso? No, non sento. Joseph, per favore, mi dai conferma se è direttamente la nostra ospite oppure se il microfono è staccato. Ci dovrebbe essere il segnale. Ecco, forse adesso va bene, perfetto. Sentite? Sì, perfetto. Ecco, dicevo, intanto volevo ringraziare io pure per questa opportunità, soprattutto di confronto tra tutti noi e tra l'Italia tutta, dal nord al sud. Cosa che non è la prima volta che facciamo insieme, quindi è una bella sinergia positiva e di confronto critico. Ecco, io credo che in questo momento non ci voglia né euforia e neppure una cautela, diciamo, eccessiva che finisca per ledere, come ha spiegato bene chi mi ha preceduto, altri diritti fondamentali che la Costituzione tutela insieme all'articolo 32, quello che spetta in particolare a tutto l'ambito del diritto alla salute, sia come bene individuale che come bene della collettività. Del resto, se c'è una situazione con degli spiragli, la logica conseguenza deve essere la responsabilità, non può essere né l'euforia né il contrario, deve essere un'assunzione di responsabilità di tutti. E io credo che sotto questo punto di vista non sia veramente qualcosa di così, se vogliamo, retorico, utopico, sia la chiave vincente. Lo dicono molti, ma lo sperimentiamo. E soprattutto chi come me ha fatto come scelta di famiglia e di persona del volontariato in collegamento con le istituzioni anche una scelta di vita, è chiaro che non si può sfuggire, non si può non vedere che è proprio l'Italia più bella che c'è, l'Europa più bella che c'è, quella che dà speranza anche di superare alcune diatribe, perché in questi giorni io mi sono divertita, dopo che mi avete invitato, a vedere un pochino come si sono mossi i costituzionalisti, per esempio, in merito al rispetto del diritto alla salute, alla possibilità di obbligare, eccetera, eccetera, eccetera. È interessantissimo perché naturalmente ci sono scuole opposte anche con grandissimi nomi che vanno da Onida Zagrebeschi all'ex ministro Balduzzi della salute, eccetera, eccetera. E sono qualche volta però delle posizioni che sono già un pochino a priori, mentre io credo che si possa sperare, e credo che la dottoressa Welby sarà sicuramente contenta che anch'io lo dica, che ci sia qualcosa che venga mosso dal basso finalmente, no? Che sia veramente un diritto-dovere. Io amo ripetere, ma non perché sia una presa di posizione dottrinale, perché ci credo. Non che ogni diritto ha come corrispettivo un dovere e viceversa, no? Troppo poco questo, che ogni diritto è un dovere e ogni dovere è un diritto. Se tu non eserciti la libertà, ti cade in testa la dittatura. Se non eserciti anche il piccolo diritto di proprietà, che è una cosa molto piccola rispetto ad altre cose, ti viene l'usucapione e te lo porta via. Quindi, ecco, dobbiamo proprio pensare che molto dipende da noi. Certo, questa cosa ci ha preso alla sprovvista. Io stavo per partire per la mia cascina, perché dopo aver fatto l'intellettuale, la volontaria, eccetera, eccetera, adesso mi dedico anche
all'agricoltura, e avessi saputo 24 ore prima mi trovavo in un paradiso e avrei anche potuto lavorare e portare avanti dei problemi che sono in questo caso non di stipendio, perché io ho una pensione, ma sono comunque di equilibrio anche per la salute degli altri, perché non sistemare un terreno agricolo ampio non vuol dire soltanto non portare a casa la frutta, la verdura e le confetture, significa anche far venire le bisce nelle aziende di quelli vicini e spendere un'ira di Dio, poi magari vendere anche la proprietà. Quindi ci sono degli elementi, c'è preso alla sprovvista, ma adesso non è più una cosa che ci prende alla sprovvista. Adesso dobbiamo naturalmente essere lucidi, equilibrati, sereni, sforzarci, qualunque sia la nostra età, di perseguire una gioia più intima, più pacata, più consapevole, fare delle scelte più sostanziali. E queste cose non perché ce le dicono quelli che oramai si alternano sugli schermi, ma perché le stiamo vivendo e perché le sperimentiamo anche come valori tra le persone. Bisogna cambiare, esatto, l'approccio, ma è cambiato anche il protocollo di intervento. Cioè, se, dottoressa Caroselli, se in una prima fase ci si è più concentrati a curare i pazienti, specie quelli più gravi, soprattutto in ospedale, adesso invece si ha la tendenza a contrastare il coronavirus sul territorio con protocolli terapeutici domiciliari. La presa in carico tempestiva con l'assunzione di farmaci che vengono portati al domicilio del paziente si dice possa cambiare la storia clinica dell'infezione, evitando in taluni casi il ricovero in ospedale. Lei come la vede? Ospedalizzazione sì o no? E come limitare i contagi pericolosi anche in famiglia, intrafamiliari? Intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Ospedalizzazione sì nei casi in cui è necessario, non possiamo di certo generalizzare, né tantomeno pensare di portare tutto sul territorio, quindi ci deve essere un giusto equilibrio, quindi i pazienti sicuramente più gravi, più sintomatici vanno ricoverati in ospedale, i pazienti pauci sintomatici, ovvero con tutti i sintomi, possono essere gestiti benissimo a domicilio da unità speciali di continuità assistenziale con buoni risultati, senza quindi andare poi a ingombrare tutti gli ospedali con ricoveri che possono essere anche inutili, e quindi assolutamente una gestione oculata delle situazioni man mano che si presentano. Sicuramente noi siamo nella medicina del territorio, quindi sappiamo che la medicina del territorio è la medicina migliore, quella che sta accanto alla famiglia, al paziente, direttamente a casa loro. Quindi sicuramente la medicina del territorio è efficace, ma in questo caso di pandemie bisogna ovviamente avere delle unità speciali che si occupano della ospedalizzazione domiciliare di questi pazienti. Di certo non possono essere affidate a chiunque. Il problema delle cure palliative è, diciamo così, finalizzato, l'abbiamo visto, insomma, io ho avuto anche un po' qualche approccio con il grande convegno del mantello che il dottore Gerardo Longi fa con la sua equipe, diciamo, è dedicato purtroppo a chi sa che quel percorso da lì a qualche tempo deve purtroppo finire, e forse per questo è un po' più delicato da affrontare. Assolutamente. Le cure palliative si occupano di malati inguaribili, malati al fine vita, malati terminali. Di certo non è questo il caso, nel caso proprio del Covid, perché il Covid va gestito dalla medicina delle grandi emergenze e delle catastrofi, ovvero medicina da campo e medicina d'urgenza. Le cure palliative sono ben altro. Mi è piaciuta moltissimo la parola che lei ha usato all'inizio, che è sinergia. Ovviamente in una sinergia di intenti l'approccio del palliativista potrebbe essere utile
ai colleghi, per esempio dell'USCA, come piuttosto delle anestesie negli ospedali, per l'approccio al sintomo incoercibile che in questo caso del Covid è la dispnea. Quindi un nostro supporto è assolutamente in sinergia con gli ospedali e potrebbe essere veramente ottimo. Di certo un'unità intera di cure palliative portata sul territorio ai pazienti Covid è un po' una forzatura. Noi ci occupiamo di altro, la sedazione palliativa di cui si è parlato per i pazienti Covid con la dispnea, da noi è un percorso che si fa in equipe, si fa con la famiglia e con il paziente. In questo caso è più un'urgenza sedare il paziente che è gravemente dispnoico, ovvero infame d'aria, per cui sicuramente un supporto ai colleghi degli ospedali da parte del palliativista, come ai colleghi dell'USCA, come anche ai medici curanti per appunto la gestione di sintomi incoercibili. Il nostro supporto anche in forma telematica potrebbe essere interessante. Noi ci occupiamo di sintomi incoercibili, però va fatto nella giusta maniera, perché l'errore più comune nelle pandemie è il pensiero di affrontarle aumentando in maniera disordinata lo spiegamento di forze in campo. Quindi bisogna stare attenti, anche perché le cure palliative, soprattutto qui in Sicilia, penso anche un po' nel resto d'Italia, perché sento continuamente e costantemente i colleghi, è la mancanza e la carenza di personale, per cui se noi andiamo a togliere ai nostri pazienti terminali, oncologici e non, delle unità importanti, potremmo causare un danno a loro, perché ovviamente dovremmo isolare l'equipe che si occupa del malato Covid e fornirgli intanto tutti i DP, fornirgli una macchina che dovrà essere poi disinfettata. Insomma, sembra un po' una forzatura questa, ma il supporto ai colleghi che si occupano dei pazienti Covid potrebbe essere interessantissimo. Bene, poco fa la dottoressa Guelbi ha un po' avuto anche un senso di ammirazione per il dottore Russo, connotate non solo per la sua persona ma anche per la location che lo vede veramente forse in una bellissima situazione e un'invidia, perché no? Dottore Russo, un breve accenno, e scusa se ti abbiamo fatto aspettare, ma come vedi siamo in tanti, no? Un breve accenno a quello che dicevo all'inizio, ovvero ad Agrigento non si arrende, è d'obbligo. Non si è veramente arresa Agrigento? Ma intanto vi ringrazio per la partecipazione che il gruppo a nome mio sta avendo in questa trasmissione, vi ringrazio per la partecipazione. Ringrazio la dottoressa per il bell'appunto che ha fatto del nostro territorio, l'aspettiamo in momenti sicuramente più felici. Sì, ad Agrigento devo dire che noi siamo stati in grado di aggregarci, di aggregare diverse forze. Inizialmente la comunità medica si è riunita in un gruppo che noi chiamiamo Agrigento non si arrende, ma poi non ci siamo fermati semplicemente alla comunità medica, sono arrivati insieme a noi infermieri, psicologi, farmacisti, biologi, tantissima gente che si è associata a noi per proseguire in questo cammino, per creare un cammino di supporto a quello che è la realtà del nostro territorio, la realtà sanitaria del nostro territorio, proprio per dare risposta in termini di dotazioni di dispositivi di protezione individuale, di ventilatori e di quant'altro. Proprio in relazione a questo noi abbiamo pensato proprio di creare questo gruppo perché eravamo nella piena coscienza di quello che era la situazione del nostro territorio, e quando parlo del nostro territorio non mi riferisco semplicemente al territorio agrigentino, ma come voi sapete, se possiamo anche allargare un pochettino gli spazi, mi riferisco anche al territorio siciliano e non solo. Qui le dotazioni sanitarie sono già in grande difficoltà in condizioni di normalità, figuriamoci in condizioni di potenziale stress come poteva essere la situazione che si è verificata in Lombardia o in altre regioni, per cui ci siamo dati un po' una mossa per cercare di dare supporto. Dobbiamo però dire anche un'altra cosa, se
si è verificato tutta una serie di problematiche in altre regioni che hanno un'efficienza sanitaria particolarmente alta. Questo è anche legato al fatto che purtroppo in Italia non c'era nessun piano pandemico, nessuna organizzazione precostituita che potesse contrastare un'eventuale pandemia, motivo per cui si ci è trovati di fronte ad una situazione che ha determinato un quadro quasi catastrofico, anzi devo dire proprio senza quasi, proprio catastrofico, dove i medici e gli infermieri non si sono tirati indietro e hanno combattuto a mani nude. Non hanno combattuto inizialmente con gli adeguati dispositivi di protezione individuale, non hanno combattuto con gli adeguati sistemi di ventilazione che potevano essere necessari ai pazienti che avevano necessità di essere supportati, per cui su questo vorrei che tutti noi facessimo una riflessione. Se a questo si ci è arrivato in questo modo, probabilmente è anche per una attenzione non particolarmente concreta da parte di chi di dovere e da parte di chi doveva essere attento a questi dettagli. Ritornando a noi invece, se noi vogliamo cercare di evitare che tutto questo si ripresenti, che ci possa essere un secondo picco, sentivo precedentemente il collega che parlava della Spagnola, ricordiamoci che la Spagnola ha avuto un numero enorme di morti nel secondo picco. Quindi attenzione a quello che significa riapertura di quelle che sono le attività, di quella che è la comune attività che tutti noi facciamo. Va benissimo riaprire i confini, ma attenzione massima a quelle che sono le indicazioni che noi tutti sappiamo. Non bisogna dimenticare che esiste il distanziamento, non bisogna dimenticare che esistono le buone norme, perché tutto quello che noi abbiamo vissuto, fortunatamente noi siciliani quasi da spettatori rispetto ai lombardi, ai veneti, ai colleghi del Piemonte, se noi non vogliamo che questo diventi una situazione reale da noi e con ovvie dotazioni sanitarie che non sono paragonabili purtroppo ad altre regioni, dobbiamo stare particolarmente attenti. Oggi seguivo il telegiornale e dava grandissima importanza e rilievo alle analisi sierologiche. Sì, su questo devo dire che bisogna essere anche molto attenti a quello che può essere effettuato nella fase 2. Prima di partire con le analisi sierologiche, io vorrei però fare un inciso su quella che invece è l'importanza dei tamponi rinofaringei. Questi tamponi sono estremamente importanti perché ci danno una diagnosi immediata del soggetto che è affetto da coronavirus, che possa essere sintomatico o non. Ed è proprio per questo, in relazione al fatto che ci sono tanti pazienti che sono anche tanti soggetti asintomatici ma portatori del virus e quindi in grado di trasmettere l'infezione, una campagna di esecuzione dei tamponi nell'ambito sanitario con una periodicità di esecuzione dei tamponi diventa estremamente importante per evitare che gli ospedali possano diventare nuovamente focolaio e amplificatore di quella che può essere proprio il contagio. Ed è proprio per questo che il personale sanitario deve essere screenato e deve essere valutato periodicamente con i tamponi affinché si eviti che ci possa essere la propagazione dell'infezione. Andando invece ai test di diagnosi, ci facciamo un piccolo vaccino e finisce tutto, dai. O ancora è molto lontano da venire. Esatto, ma nell'attesa dobbiamo essere particolarmente attenti. Anche lì, per esempio, l'utilizzo dei test di sierodiagnosi che possono essere valutati e possono essere utilizzati. Anche qui però bisogna fare anche un distinguo. I test di sierodiagnosi non sono tutti uguali. Esistono i test qualitativi, cioè quei test rapidi, quei test che vengono fatti nell'immediato, nell'arco di un quarto d'ora, che danno un'indicazione se è positivo o negativo. E anche lì dobbiamo fare un distinguo all'interno dei test in relazione alla loro sensibilità e specificità, cioè in relazione alla attendibilità di un risultato, che per alcuni test può essere abbastanza elevato ma non paragonabile assolutamente al tampone orofaringeo. E poi consideriamo anche i test quantitativi, che sono estremamente importanti perché non solo dicono se un soggetto è positivo, ma vanno a valutare anche la quantità degli anticorpi. E in relazione a quello che è l'interesse relativo alla valutazione poi della tipologia degli anticorpi, se sono anticorpi che ci dicono che l'infezione è avvenuta di recente, le cosiddette IgM, o anticorpi che ci dicono che invece l'infezione è già avvenuta da un po' di tempo, i cosiddetti anticorpi IgG, sapere se un soggetto è portatore di anticorpi di IgG ad elevato titolo significa che questo paziente ha avuto già precedentemente un'infezione e quindi presenta questa immunità particolarmente evidente.
Dall'altro lato però c'è da dire che sulle IgM anche i test quantitativi purtroppo non hanno una sensibilità e una specificità elevatissima, ed è proprio per questo che non possono essere comunque sostituiti, non possono andare a sostituire tamponi rinofaringei. Per cui sia le valutazioni tramite test di sierodiagnosi, sia una valutazione nel territorio, per una valutazione che deve essere mirata, è una valutazione che non deve dare la consapevolezza ai soggetti che possono risultare negativi in test di sierodiagnosi di essere in assoluto negativi, perché purtroppo esistono i cosiddetti falsi negativi, come esistono dall'altro lato anche i cosiddetti falsi positivi, che devono anche tramite tamponi. Bene, noi abbiamo parlato per oltre un'ora, non so se ce ne siamo accorti oppure perché o il discorso è filato così liscio in questa trasmissione Target in simbiosi con Sicilia On Press, questo esperimento che abbiamo voluto fare, come dicevamo all'inizio, per quanto riguarda la sinergia, la collaborazione anche tra testate giornalistiche diverse, vista l'importanza anche dei nostri ospiti. Io volevo un gancio diretto, una mano ferma che mi dicesse bravo, vai bene, invece Gerardo Alongi sei stato semplice spettatore. Gerardo. Il microfono Gerardo. Ho acceso, ce l'ho. Sentite? Sì, va bene, sì. Mi sentite? Sì, a posto, va bene, va bene. Stavo dicendo, ho voluto dare appositamente spazio agli ospiti che sono tutti amici. Volevo a questo punto fare due incisi brevi. Ho apprezzato tantissimo tutti gli interventi. Mi riferisco un attimino a Leo Russo, al dottore Russo, quando parlava dei testi ha detto tutto più che bene, parlando dei tamponi e dei testi che dovrebbe andare di pari passo. Pensate un po', Agrigento non si arrende, ha parlato di questi testi a marzo. Con una nota abbiamo mandato all'ASPE la possibilità di farli così, di fare uno studio sui ragazzi che tornavano dal nord qui in Sicilia. Quindi già allora se ne è parlato. Poi volevo salutare l'ingegnere Romeres, dire che il migliore medico è il paziente. Lui è molto preparato rispetto a tutti noi, perché l'ha vissuta la malattia e l'ha superata egregiamente. Ancora una parola la vorrei spendere sull'aspetto del territorio, cioè bisogna, per quanto riguarda il Covid, lui l'ha detto, dopo 9 giorni di febbre poi autonomamente si è portato in ospedale. Se fosse stato visto dal medico curante con tutte le protezioni possibili a casa, avrebbe possibilmente evitato di arrivare in ospedale. Certamente questa situazione emergenziale è caduta addosso così, quindi non eravamo per nulla preparati e non lo siamo ancora, perché stiamo parlando di farmaci off-label, non è che abbiamo una terapia precisa per cui possiamo curare oppure prevenire con i vaccini. Siamo in una fase ancora tutta da decifrare, da declinare. Vi ringrazio io per quello che avete detto, ho avuto piacere di ascoltarvi, speriamo di poterci riabbracciare dal vivo con un convegno di cui siamo abituati a fare normalmente, e Peppino, noi ci vediamo ad Agrigento, ti aspetto ad Agrigento. Certamente. Sicuramente. Allora, come diceva all'inizio, essendo Leonardo che questo è diretta live di SOP ma è anche Target, non possiamo non chiudere con Target, no? Mi sembra normale. Per i nostri ospiti che non lo sanno, Target è una trasmissione che da oltre 10 anni va in onda su Televideo Agrigento, e alla fine da 10 anni è sempre la stessa cosa. Io dico ai miei ospiti grazie per essere stati presenti, però nel saluto voi non dovete dire grazie e arrivederci, insomma i soliti convenevoli. Non ci sta. Voi dovete salutarmi e salutare soprattutto i telespettatori, non lo so, con una frase, con una citazione, con un pensiero, anche con una parola che caratterizzi naturalmente quello che abbiamo detto oggi, ma anche quella che è il vostro essere, la vostra professione,
e che naturalmente sia positiva, perché noi o beviamo o non beviamo, il bicchiere per noi è sempre mezzo pieno ed è questa che è la nostra proposizione. Giuseppe Romeres, il saluto e il buon proposito per quanto ti riguarda. Io posso soltanto dirvi una cosa. Nel piccolo librettino che avevo scritto ho portato una frase che è di Marco Aurelio e dice così: quando ti alzi al mattino pensa quale prezioso privilegio è essere vivi, respirare, pensare, provare gioia e amare. Grazie ad Amanda Caruselli, medico per quanto riguarda l'assistenza palliativa e anche e soprattutto domiciliare. Il tuo saluto e il tuo pensiero positivo, dottoressa Caruselli. Il mio pensiero positivo è: intanto state attenti, siate prudenti, prepariamoci a un futuro diverso, ma non è detto che questo futuro diverso non possa essere felice. Quindi in bocca al lupo a tutti. Grazie a Leonardo Russo per quello che ha fatto e quello che sta facendo assieme a tutti i grandi professionisti che hanno gridato e continuano a gridare: Agrigento non si arrende. Io ringrazio voi e saluto tutti i componenti di Agrigento non si arrende, li saluto veramente ringraziandoli con il cuore per tutto quello che in atto abbiamo fatto, grazie anche alle donazioni di tantissime persone. Una frase per tutti: noi ci siamo, noi siamo insieme a voi noi ce la faremo, mai abbassare la guardia. Grazie a Mina Welli e guai a abbassare la guardia, e loro anzi vanno sempre all'attacco con l'associazione Luca Coscioni. Il microfono, ecco, no, aspetta, riattiviamo, ecco, va bene così. Noi ci siamo sempre e stiamo già pensando al dopo. Ancora saremo con le mascherine, ancora non potremo prendere tanto bene gli autobus perché a Roma c'è ancora poco affollamento, però ancora dobbiamo andare a piedi e cercare di respirare. E però anche la politica deve cambiare e cerchiamo di incentivare anche questo ancora con l'associazione, anche una politica europea. Stop al riscaldamento del globo. Noi vogliamo raccogliere adesso in tutta Italia e in certi stati europei anche 1 milione di firme contro appunto il riscaldamento del nostro globo. Ci impegniamo anche noi a firmare. Ci impegniamo anche noi a fermare. Un saluto da lassù sulle montagne, che più in alto non si può, in Val d'Aosta, in questo caso della collega giornalista Maria Grazia Vacchina. Lo faccio molto volentieri e vi abbraccio di cuore. E se avessimo avuto tempo, come sapete, avrei dovuto trattare da un punto di vista costituzionale, sia italiano che europeo, il problema delle possibili discriminazioni per gli over 60 o 65, sia sul piano del lavoro che sul piano delle uscite per la fase 2 e di assembramento per la fase 3. E speriamo che non ce ne sia bisogno. Ecco, questo è il mio modo di concludere. Bene, e dalla Val d'Aosta alla provincia Granda il dottor Diego Beltrutti. Abbiamo dei problemi col dottore Beltrutti, allora il saluto e il ringraziamento finale di Geraldo Alongi. Allora io ringrazio, vorrei concludere dicendo dobbiamo cercare di essere... Ecco, lo sentiamo il dottore Beltrutti, lo sentiamo. Lo sentivamo. Lui è un po' omertoso pur essendo di Cuneo. Allora, per il primo intervento il paziente, l'ingegnere, credo che innanzitutto quello di cui si è parlato, la sinergia, si è visto, c'erano, diciamo, l'esperto principale è che io metterei il paziente, perché è uno che parla di qualcosa che conosce. Gli altri, tutti noi, parliamo di cose che abbiamo sentito, studiato, visto. Lui ha parlato di cose che conosce molto bene e ce le ha spiegato,
confrontarsi con la paura di morire, confrontarsi con qualcosa di inaspettato, c'è tutta una problematica. Mi è piaciuto anche molto la dottoressa Caruselli per aver accennato al problema della medicina non solo nell'ospedale, per non aver dimenticato tutti gli altri che soffrono, perché è vero che tutti i giorni parliamo solo di coronavirus, ma c'è della gente in giro col diabete, col cancro, con l'Alzheimer, con problematiche di tutti i tipi, e credo che quindi avere dei team, dei gruppi come so che avete voi ad Agrigento, di persone che vanno in giro, che vanno a casa a vedere i pazienti, credo che questa sia una forza sulla quale bisognerà spendere qualche parola in più e che può rivestire un ruolo importante in questa fase in cui intermedia o prima dell'ospedalizzazione o subito dopo l'ospedalizzazione. Pazienti che non possono essere abbandonati, buttati così a casa magari di venerdì sera, ma che hanno bisogno di un'assistenza competente come è fatta da questi gruppi di colleghi e di infermieri. Bene, grazie dottore Quindi, Beltrutti e complimenti a tutti. Il saluto, dicevamo, di Gerardo Alongi, il nostro gancio di prima mano. Auguriamoci, grazie. Allora, io sono particolarmente ottimista, non sono uno scienziato, però sono convinto che questo virus abbia perduto un po' di virulenza, si sia mutato, e forse questa mutazione è collaborata pure dal caldo che sta arrivando, e quindi sono fiducioso che tutto quanto possa risolversi al meglio. Ciò non toglie che dobbiamo essere molto molto cauti e stare attenti a quello che facciamo, e dobbiamo muoverci con molta tranquillità ed equilibrio. Bene, grazie a tutti attenzione. voi. Attenzione sempre, grazie a tutti voi che siete stati qui con noi, ma grazie anche a un altro ospite che abbiamo sentito e visto soltanto all'inizio e che vedremo adesso proprio in chiusura nei saluti, ovvero il nostro Unicurs. Io resto a casa e studio online. Scelgo tra i 49 corsi di laurea e l'ampia offerta formativa dei master e degli esami singoli integrativi, oltre che 24 CFU necessari per diventare insegnante. Ho tutto online, lezioni, tutor ed esami. Tutto questo grazie al consorzio universitario Unicurs e all'Università e Campus. Iscriviti online o informati allo 0922 65 16 72 o visita il sito